God Save the Wine finalmente nella sua casa, la casa del rock. Noi che ci siamo sempre ispirati ai festival abbiamo trovato un palco dove mettere le nostre bottiglie. Ci siamo presi per una sera la scena di questo palco, ma non siamo arrivati, diciamo, disarmati, no? Cosa ci siamo portati dietro pezzi a 90? Noi proponiamo un rock medievale, diciamo, si può dire in questo modo? No, chiedi tutto quel rock tipo i Blind Guardian, c'è proprio un filone di tutti fanno rock medievale. Quindi Sì, una bella cornamusa, un bel guerriero medievale, e stasera proponiamo in questo contesto così particolare la storia d'Italia. La storia d'Italia ha una storia molto importante per la nostra azienda perché rappresenta proprio le radici della famiglia Guicciardini. In etichetta è riprodotta la copertina del libro La storia d'Italia, scritto da Francesco Guicciardini alla fine del 1500, che rappresenta un po' la pietra miliare della storiografia italiana, diciamo. Questo vino, al di là dell'immagine legata al passato, vuole però dare anche un'impronta un po' di modernità, perché è un Merlot 100%, e quindi, diciamo, il contrasto che abbiamo stasera, cioè un vino storico in un posto, diciamo, che rappresenta la contemporaneità, c'è anche dentro il vino stesso la sua immagine e il suo interno, diciamo. Sì, sicuramente un paradosso che però in realtà, se uno conosce questa azienda, è meno paradossale di quello che sembra, perché comunque non ha mai avuto paura Guicciardini di confrontarsi con ovviamente nuovi mercati, ma anche appunto nuovi vitigni, che comunque questo è un Merlot che toscaneggia parecchio e si beve con assolutamente si beve in maniera rock, no? Sì, assolutamente. Questo Merlot viene dai vitigni che circondano il castello di Poppiano, quindi stiamo parlando del Chianti fiorentino, le colline del Chianti fiorentino. È un Merlot che certamente non perde i caratteri di toscanità, come giustamente dicevi, e noi quello che vogliamo, insomma, è quello che abbiamo voluto con questo vino, è fare un qualcosa di estremamente piacevole, però che comunque tenesse sempre ben presente il tannino toscano e il carattere forte di noi toscani, insomma. Forte, toscano, rock, storia del vino. Grazie. Prego, ciao, salute.